Siamo nella casa delle farfalle di Bordano e questa che sta camminando sulla mia spalla è una ninfa della giungla, è un insetto fasmide, il più grosso insetto asiatico perché pesa parecchio. Questa è una femmina, imita con il colore appunto le foglie degli alberi su cui vive appunto nella foresta tropicale pluviale asiatica. E questa è una femmina, si riconosce proprio dal colore, il maschio sembra più un rametto ed ha delle ali sviluppate ed è in grado di volare alla ricerca della femmina. La femmina invece, come vedete, ha delle ali molto piccole, si dice brachittera, quindi con ali ridotte. Queste ali vengono utilizzate per produrre un suono se l'animale venisse infastidito o avesse paura. È un suono che serve un po' come deterrente. In realtà lei non lo fa perché mai mi conosce, l'ho vista nascere. Ci sono insetti che alleviamo qua, ci mette circa 6 mesi, anche di più, per diventare adulta, ed è un insetto che può vivere anche più di un anno, quindi un Matusalemme tra gli insetti, considerando che le farfalle che volano qua attorno vivono di media solamente una settimana come adulti. Questo pungiglione che vedete sulla punta dell'addome in realtà è un ovopositore, perché questo insetto depone le uova sottoterra e infatti dagli alberi si sposta al suolo quando è arrivato il momento di deporre le uova. Le uova possono stare parecchi mesi prima di schiudersi, dopodiché usciranno i piccoli che non saranno di questo colore ma saranno mimetici, sono color foglia secca. E rimarranno di quel colore per un bel po', finché l'insetto non avrà raggiunto una certa dimensione. Si nutre di foglie, è innocuo ed è anche un animale molto difficile da vedere in natura, perché immaginate un animale così in mezzo a una foresta, pressoché invisibile.